Giardini dell'Arena sono una ferita nel cuore di Padova, sono contigui al palazzo storico Cappella degli Scrovegni, all'insula museale e ahimè diciamo che il loro degrado è sotto gli occhi di tutti. L'amministrazione ha deciso quindi un'azione forte di valorizzazione di politica culturale, si è fatto un bando, hanno partecipato e un pool associativo sta lavorando in stretta sintonia con le varie assessorati all'ambiente, al verde, alla cultura per far sì che i giardini finalmente diventano un luogo dove dalla mattina alla sera vi sarà una programmazione culturale integrata. Una ferita da curare con la cultura, così presenta l'assessore Colasio il progetto per la riqualifica dei Giardini dell'Arena. Eventi, attività culturali e concerti per allontanare il degrado e restituire ai padovani uno dei parchi storici. Più meramente un luogo di transito, di passaggio o un luogo dove domina lo spazio, ma saranno un luogo dove le famiglie, i ragazzi, i bambini potranno andare finalmente a giocare, bersi un caffè e la sera, ma anche durante la giornata, beneficiare di un'offerta culturale integrata di grandissima qualità. Da 10 giorni ai Giardini dell'Arena si sta intervenendo per pulire il parco e prepararlo per questi mesi di eventi. Sono stati montati anche 4 chioschi e gli organizzatori invitano anche altre associazioni a farsi avanti per ampliare l'offerta. Cercare di rigenerare attraverso la cultura, commenta l'assessore, è un esperimento da allargare a tutta la città. La nostra attenzione ai luoghi periferici è strategica e fondamentale perché abbiamo una visione unica e unitaria della città di Padova. Non esiste un centro e una periferia marginale. Padova è un soggetto urbano unitario e le politiche della cultura devono essere unitarie e strategiche.